Buongiorno, buongiorno. Si è appena conclusa all'Università di Padova una commovente, toccante cerimonia per il conferimento della laurea a Giulia Cecchettin, la ragazza trucidata dall'ex fidanzato Filippo Turetta. Tantissime autorità presenti, il discorso del padre Gino, le parole della sorella, il conferimento della laurea da parte del Senato accademico e della rettrice Daniela Mappelli. Ci collegheremo con i nostri colleghi Chiara Gaiani e Valentina Visentin. Sentiamo l'intervista ad una delle docenti. Sentiamo. Sì, mi spiace che lei non abbia mai saputo qual era la mia valutazione sulla sua tesi, perché comunque anche nel momento in cui io le ho scritto l'ultima volta per dire che la tesi andava bene, lei era già scomparsa. Quindi certamente mi spiace che lei non abbia potuto sentire che aveva ottenuto un risultato molto positivo anche nel lavoro di tesi. Cosa lascia? L'ultima mail proprio la sua, no, professoressa? Sì, l'ultima mail che mi ha mandato Giulia è stata quella dell'11 novembre, il pomeriggio alle 5 prima di uscire. Cosa diceva nell'intestazione allegando poi la tesi? Beh, era una mail molto semplice perché ci eravamo sentite frequentemente nei giorni precedenti, quindi mi diceva semplicemente che aveva fatto le ultime modifiche che le avevo richiesto e che mi chiedeva se secondo me la tesi andava bene. Che cosa lascia Giulia? Beh, sicuramente lascia un vuoto per tutte le persone che le hanno voluto bene, lascia appunto il suo ricordo e penso che ci lasci anche un obbligo di riflettere su quello che è accaduto, quindi di continuare a interrogarci su per quali motivazioni possa essere avvenuta una tragedia del genere e che cosa possiamo fare perché non avvenga più. Grazie. Professoressa. Grazie. Il professor Meneghesso. Professor Meneghesso. E questa era la professoressa Silvia Todros, la relatrice della tesi di laurea di Giulia Cecchettin. Avremo altri collegamenti con i nostri inviati Chiara Gaiani e Valentina Visentin, che sono ancora lì nell'aula magna dell'università per intervistare coloro che erano presenti. C'era il ministro Bernini, il presidente Zaia ha mandato un messaggio, la rettrice Daniela Mappelli, tutto il Senato accademico, tantissimi studenti, tutta la famiglia di Giulia Cecchettin. Ancora sentiamo le interviste in diretta. Nel modo migliore. È certo che io sono un ingegnere, non ho queste competenze, non ho queste capacità, però in Ateneo abbiamo dei dipartimenti di psicologia che su questo ci possono aiutare. Noi come uomini, genitori, donne, tutti dobbiamo aiutarci e essere molto attenti a qualunque segnale critico che vediamo, non sottovalutarlo e sicuramente intervenire e in qualche modo accompagnare le persone in difficoltà a risolvere certi problemi per evitare che poi sfociano in situazioni così drammatiche. Cambiato il clima nel suo dipartimento dopo quanto è successo? Ma sicuramente è aumentata l'attenzione, è aumentata la consapevolezza e la voglia di imparare e essere più attenti a delle cose che prima magari potevamo anche sottovalutare perché non erano sentite come critiche fondamentalmente, no? Un'aula dedicata a Giulia. Sì, l'aula destinata a Giulia è una cosa che vogliamo fortemente perché, come ho detto, vogliamo che ci sia memoria, che ci sia un ricordo forte oltre alla panchina, ma gli studenti, le studentesse, i docenti, tutti devono ricordare quello che è successo. Dobbiamo tenere la memoria fervida, dobbiamo ricordare quello che è successo perché se noi lo facciamo cadere nell'oblio la morte di Giulia sarà stata inutile e noi questo non lo vogliamo. Cos'è che l'ha sconvolto di più quando ha saputo, no? Insomma, quando tutti non l'abbiamo sentito? Quello che può provare papà se gli uccidono sua figlia è stata una cosa drammatica per quanto mi riguarda. Ripeto, io ho una figlia di 21 anni, si chiama Giulia. Va bene? Grazie a tutti. Allora, questo era il professor Gaudenzio Meneghesso, direttore del Dipartimento della Facoltà di Ingegneria Biomedica e abbiamo titolato, teniamo il titolo, in regia ci sono Tony Esposito e Francesca Pezzo, teniamo il titolo sulla dottoressa dottore ingegner Giulia Cecchettin, conferita la laurea, quindi da oggi alla memoria Giulia Cecchettin ha raggiunto un agognato
traguardo. Ancora sentiamo in diretta, non so se c'è qualcuno in diretta, non vedo perché c'è un quadro che mi copre il monitor, se me lo togliete andiamo in diretta, se non ho visto male. Ci siamo o no? No, va bene. Allora intanto andiamo avanti con la cronaca, perché una notizia che è arrivata questa mattina, ci collegheremo tra poco con Christian Arboit dal Tribunale di Treviso, uccise a coltellate la barista di Pieve, lo squilibrato Boscaro condannato a 25 anni di carcere. La Corte d'Assise di Treviso ha sentenziato così nei confronti dell'operaio di Col San Martino che accoltellò a morte Elisa Campeol sul greto del Piave. Ricorderete questa terribile tragedia avvenuta proprio sul greto del fiume. Elisa Campeol, una barista di Pieve, stava prendendo il sole tranquillamente e purtroppo è stata accoltellata senza alcun motivo da questo delinquente. Mi dite se siamo in diretta di nuovo con Padova? Va bene, andremo da Valentina Visentin tra pochissimo e ovviamente ci sono tantissime notizie oggi con tanta cronaca e ovviamente torneremo sulla sentenza che ha condannato Biscaro a 25 anni di carcere con Christian Arboit. Vediamo adesso, andiamo avanti con la cronaca e con Tony Esposito, il servizio da Padova sulla donna colpita a martellate dal convivente o dal marito. Vediamo il servizio di Federico Fusetti. I poliziotti della squadra mobile di Padova hanno eseguito un provvedimento di cattura della procura nei confronti di un uomo di 44 anni di nazionalità marocchina, condannato a 4 anni e 6 mesi di carcere per tentato omicidio aggravato ai danni della propria moglie. Il giugno scorso la donna gli aveva espresso la volontà di separarsi e per questo era stata aggredita mentre dormiva, colpita più volte alla testa con un martello fino a spezzarne il manico, quindi afferrata nel tentativo di sbattere la testa contro il muro e contro un termosifone. La donna era riuscita a reagire sfuggendo alla furia omicida del marito. Poi era stato il padre a correre in aiuto, riuscendo a disarmare il genero che si era recato nel frattempo in cucina a prendere un coltello con la lama di 23 centimetri. A soccorrerla anche un vicino di casa, intervenuto quando il marito ha tentato di raggiungerla nel garage dove si era rifugiata. L'incubo è terminato solo grazie al tempestivo intervento dei poliziotti che hanno bloccato il 44enne ancora sotto casa. Era stato quindi condannato con rito immediato nell'ottobre scorso, scarcerato e sottoposto all'obbligo di dimora. Nei suoi confronti il questore aveva disposto la revoca della carta di soggiorno e ora, con la condanna definitiva, i poliziotti lo hanno rintracciato e condotto in carcere. Ancora cronaca, i finanzieri della compagnia di Arzignano hanno scoperto 2 agenti immobiliari che operavano senza abilitazione. Uno dei 2 lavorava in un'agenzia di Chiampo, entrambi sono stati sanzionati. Arzignano. Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Vicenza hanno scoperto 2 agenti immobiliari che operavano abusivamente senza essere iscritti al registro delle imprese. Nel giro di un mese sono 11 i mediatori immobiliari abusivi che i finanzieri hanno individuato in provincia di Vicenza. Uno degli abusivi operava in città come procacciatore d'affari, con partita IVA senza neppure avere la qualifica professionale, dopo essere stato bocciato 2 volte agli esami di abilitazione. L'uomo, che lavorava in un'agenzia affiliata per conto di una nota catena del settore, non si limitava a segnalare gli immobili, ma seguiva la clientela fino al rogito. In una occasione avrebbe incassato per una compravendita contanti oltre il limite fissato dalla normativa antiriciclaggio. Per questo è stato sanzionato di 2.000 euro e di 15.000 per lo svolgimento abusivo dell'attività. Anche il secondo agente immobiliare, che operava invece in un'agenzia di Chiampo, era sprovvisto di abilitazione e per questo è stato sanzionato e segnalato alla Camera di Commercio. L'agenzia in cui lavorava è stata anch'essa sanzionata di 2.000 euro per l'omessa fatturazione di una provvigione corrisposta in contanti da un cliente, multato a sua volta.
Adesso andiamo in diretta a Treviso perché vi dicevo la notizia del giorno è la condanna a 25 anni di Fabrizio Biscaro che uccise Elisa Campeol sul Greto del Piave, un omicidio raccapricciante perché questa donna prendeva il sole, non c'era nessuno in quella zona e quest'uomo la accoltellò fino alla morte. Sentiamo in diretta dal Tribunale di Treviso Cristian Arboid. Ce l'abbiamo? Bene. Allora, intanto prepariamo il titolo e vediamo se riusciamo a collegarci con Arboid, se no andiamo avanti con la cronaca. Allora, diamo la lanciata dell'avvocato di Fabrizio Biscaro. Ok, allora diamo quella, grazie, vediamo. Articoli 533 e 535 del codice di procedura penale dichiara Biscaro Fabrizio colpevole dei reati a lui ascritti e previo il riconoscimento della continuazione. Più grave reato contestato sub A, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, per l'effetto condanna alla pena finale di anni 25 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali. Questa era la lettura della sentenza. Ieri sera abbiamo parlato anche delle stragi sulle strade, davvero una carneficina in Veneto, in quasi tutte le nostre province. Purtroppo è morto il ragazzo che a Gorgo al Monticano con una 500 si era schiantato contro un platano. Sentiamo le testimonianze degli amici. Stavo tornando a casa, che io abito più avanti, e proprio ero alla terza macchina che era arrivata subito dopo l'incidente. Abbiamo aspettato i soccorsi, i carabinieri e tutto quello che ci... Tu hai capito subito che si trattava di lui? Sì, quando l'ho visto con i miei occhi sulla barella ho detto è Giovanni. So solo che ha sofferto abbastanza. Il dubbio, poi la certezza. Per gli amici di Giovanni Colognese, 20 anni appena, sono stati minuti e ore interminabili. La sua 500 color panna la riconoscevano tutti tra Fratta di Oderzo, dove viveva con la famiglia, e Chiarano, dove c'è il campetto di calcio a 5 dell'Evolution Team. Qui lo aspettavano per il solito allenamento infrasettimanale, come racconta il compagno di squadra Mattia. E il mister come prima cosa mi ha detto prova a chiamare Giovanni perché non ha avvisato che mancava o che ritardava, e alla fine abbiamo fatto 2+2 vedendo anche le notizie dell'incidente. Dopo verso le 8:30 siamo diretti là sul posto che comunque era vicino al campo di Chiarano e abbiamo visto che la macchina era la sua e abbiamo capito. I ragazzi si precipitano sul posto, tutti capiscono che la situazione è gravissima, i lampeggianti dei soccorsi, l'auto distrutta. Sono da poco passate le 19:30 quando Giovanni sta percorrendo via Risorgimento a Gorgo al Monticano, pochi minuti dal campetto. È qui che perde il controllo dell'auto sbattendo contro un platano. L'impatto è micidiale e la 500 viene sbalzata nel fosso sull'altro lato della strada. Le sue condizioni sono critiche e peggiorano ora dopo ora. In mattinata al Cafoncello di Treviso la dichiarazione di morte cerebrale. Nato a Pordenone, Giovanni era iscritto a Ca' Foscari e quella passione per il calcio gli era stata trasmessa dal padre Gianni, allenatore noto in zona, così come la sorella Emma, arbitro. Molto conosciuta anche la mamma Elena, insegnante alla scuola per parrucchieri. Sotto shock l'Evolution Team, che lo ha ricordato sui social. Ecco, quella era il ricordo di questo ventenne. Adesso torniamo in diretta a Padova perché vedo che Valentina Visentina è in compagnia del sindaco Sergio Giordani. A te, Valentina.
Sì, buongiorno direttore, qui con me il sindaco di Padova Sergio Giordani. Stavamo proprio commentando la potenza delle parole, del discorso fatto da Gino Cecchettin, il papà di Giulia, dopo il conferimento della laurea alla memoria della ragazza. Gino Cecchettin, che si è interrogato oggi, diceva sull'opportunità o meno di fare questo momento così pubblico, e la risposta è arrivata ancora una volta da Giulia, dall'amore che aveva per la vita e soprattutto dalla sua grande passione. Giulia, che l'abbiamo vista oggi dipinta anche come una studentessa combattuta tra scegliere ingegneria o lettere, ma soprattutto, sindaco, si è parlato oggi ancora una volta dell'importanza del messaggio di Giulia che deve dare insomma, ricordare quanto è importante fare prevenzione per evitare fenomeni di violenza contro le donne. Sì, come dicevo prima, io non so dove trovo la forza e il padre di parlare di Giulia, veramente io sarei sconvolto, perché è una tragedia quello che è successo. Nel contempo questa cerimonia è importantissima, dovrebbe essere stata una cerimonia di festa, una che si laurea, però c'era la tristezza, si vede a tutti quanti, quello che è successo è drammatico. Io spero serva in qualche maniera, serva a tutti noi, a partire dalle famiglie, a partire dalla scuola, dal lavoro, perché per cambiare nel senso far capire agli uomini in particolare la gravità di queste cose, perché veramente per me è una cosa mostruosa, quello che è successo, mostruosa, una tragedia mostruosa. E chissà che cambiamo un po' alla volta, succede ancora, ma sempre meno, mi auguro, spero, che si interrompa questa fase, che incominciamo dal rispetto delle donne, rispetto nel senso nel stretto della parola. Chissà che serva questa. Grazie sindaco, la lasciamo andare, è stata una giornata in cui si è voluta celebrare la vita, quella che si è appena conclusa qui nell'aula magna del Bo, l'intervento molto commosso da parte della rettrice Daniela Mapelli, che ha definito Giulia un primo violino, quella studentessa che i professori individuano come capace, intelligente, quella che dà un feedback poi su l'effettiva comprensione delle lezioni. Ecco, Giulia era così, una ragazza che sapeva molto preparata, molto assetata di conoscenza, e proprio per questo è stata descritta come una studentessa che voleva era indecisa tra lettere e ingegneria, perché proprio aveva una vastità, una curiosità molto grande e voleva alla fine provare più strade. Scelse ingegneria, ma come ha raccontato poi l'amica Giulia, con la promessa di, una volta andata in pensione, di iscriversi a lettere. Ecco, questo è stato uno degli aneddoti che è stato raccontato oggi in questa cerimonia di laurea. Giulia è una studentessa preparata, lo ha ricordato anche la sua relatrice Silvia Todros, che avete sentito nell'intervista, e anche il direttore di dipartimento Gaudenzio Meneghesso, che ha annunciato che verrà intitolata a Giulia Cecchettin un'aula del Dipartimento di Ingegneria Biomedica del DEE in via Gradenigo, le stesse aule studio dove Giulia frequentava e studiava durante le lezioni. Una cerimonia davvero commovente, che ha visto la partecipazione anche di tanti studenti. Qui con me un attimino chiedo se c'è Emma Ruzzon, che è la rappresentante degli studenti. È stata una cerimonia molto sentita, molto emozionante. Oggi c'è stato soprattutto il messaggio il sacrificio di Giulia non può cadere in vano, e anche i professori si sono impegnati non solo a essere più empatici con le donne, ma anche di intercettare quelli che sono i malesseri, i malumori dei ragazzi. Sì, assolutamente. Il discorso è che le università, così come le scuole, devono essere i punti di partenza per riuscire a parlare di violenza di genere, per abbatterla, per decostruirla, parlando di educazione, ammettendo che all'università non è vero che siamo abbastanza grandi, abbastanza formati per non aver bisogno di parlare di questo, ammettendo che non bisogna avere paura di parlarne anche ai bambini più piccoli nella maniera corretta, nella maniera giusta. Appunto è fondamentale, l'abbiamo anche scritto fuori con uno striscione, parlare di educazione, educarci alla violenza di genere, perché se il fenomeno è così pervasivo da arrivare nelle università, nei luoghi di lavoro, tra le persone anziane, in città, in campagna, in ogni zona d'Italia, evidentemente è perché è un sistema tra virgolette di educazione, è comunque un sostrato culturale. Dunque l'unica maniera per abbatterlo è educare, mostrare, proporre un altro tipo di rapporto uomo-donna, un altro tipo di rapporto tra i generi.
Grazie a Emma Ruzzone, avete sentito anche gli studenti, perché oggi non si è celebrato Giulia, ma si è celebrata Giulia, ma si sono celebrate tutte le studentesse, tutte le donne che non hanno avuto l'opportunità di poter raggiungere questo traguardo. Dall'Aula Magna del Bo è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentina e Chiara Gaiani che hanno seguito in diretta con Nicola Zanetti in studio su Antenna 3 tutta la cerimonia del conferimento della laurea a dottoressa in ingegneria biomedica Giulia Cecchettin. Adesso andiamo da Cristian Arboi davanti al Tribunale di Treviso, perché è uscita la sentenza di 25 anni di carcere per Fabrizio Biscaro, che uccise nel giugno del 23 Elisa Campeol. A te. Sì, buongiorno direttore, anche da parte di Simone Merlo per la parte tecnica. La sentenza è stata emessa poco meno di un'ora fa qui in Tribunale a Treviso da parte della Corte d'Assise, una vicenda che aveva scosso l'intera marca trevigiana, l'uccisione il 23 giugno del 2021 di Elisa Campeol, la barista 35enne di Pieve di Soligo, che era stata accoltellata senza pietà all'Isola dei Morti, sul greto del Piave, nel territorio comunale di Moriago della Battaglia. 20 coltellate feroci, l'uomo l'aveva sorpresa alle spalle mentre stava semplicemente prendendo il sole da sola. Un mezzogiorno di inaudita violenza e ferocia. Venne anche tagliato parte dell'orecchio sinistro della povera Elisa Campeol. Poi ci fu una fuga da parte di Biscaro, che poi la sera si consegnò ai carabinieri di Valdobbiadene. Oggi il primo epilogo legale e giudiziario di questa terribile vicenda. Dicevi bene, 25 anni di reclusione a Biscaro. La difesa aveva chiesto di fatto di riconoscere l'incapacità di intendere e volere, mentre l'accusa con la PM Gabriella Cama aveva chiesto l'ergastolo sulla base di una maxi perizia fatta negli ultimi mesi, che invece ha riconosciuto la capacità di intendere e di volere di Fabrizio Biscaro, che in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi si trova in un istituto psichiatrico di Verona. L'uomo di fatto fino oggi non era presente in aula, non erano presenti neanche i familiari. Erano invece presenti i familiari di Elisa Campeol, la mamma, il papà, la sorella. Questa sera li sentirete, li abbiamo intercettati, ci rilasciano poche dichiarazioni, ma ci dicono semplicemente meritava l'ergastolo, quindi non sono chiaramente soddisfatti, se di soddisfazione si può parlare di questa sentenza, mentre la legale Lorenza Secoli dice insomma, tutto sommato è stata riconosciuta la perizia che noi stessi avevamo sostenuto. Questo quindi il quadro, questo l'epilogo giudiziario di una vicenda davvero terribile, di un femminicidio in piena regola che aveva sconvolto la marca trevigiana. Ma è un periodo di violenza inaudita proprio sul territorio. Qui con me l'ho intercettato, era qui ovviamente per lavoro l'avvocato Fabio Crea. Avvocato, anche quest'anno è iniziato con un nuovo omicidio, un nuovo fatto di sangue, l'uccisione di Bledar nella Pedemontana, Paderno del Grappa. Dobbiamo abituarci a questa escalation, perché sono mesi difficili. Lei segue personalmente 4 omicidi. Sì, professionalmente seguo 4 omicidi. C'è da dire che effettivamente nella marca trevigiana in particolare c'è un aumento, una recrudescenza di fenomeni criminosi di questa natura che sono abbastanza inusuali rispetto alla storia del nostro territorio. Ricordo all'inizio della mia professione fui interessato subito da un omicidio, parliamo del 1999, e da lì non tantissimi altri casi di omicidio. Non pochi, cioè non molti, ma sicuramente non di questa frequenza.
Forse c'è un po' da interrogarsi su quello che sono ampi fenomeni sociali, oltre che criminali, perché molti di questi omicidi effettivamente appartengono probabilmente più a una sfera sociale, tra virgolette, piuttosto che effettivamente criminale. Forse su questo bisognerebbe interrogarsi. Quindi sono delitti che maturano in contesti familiari, relazionali, situazioni anche di degrado per certi versi. Ma quello del degrado direi che non lo intravedo, però sicuramente parlando in termini di socialità, come intendevo prima, più che altro dal punto di vista relazionale, quindi certamente quello che è uno scadimento di valori anche nei rapporti tra le persone, sia intrafamiliari che amicali, sicuramente quello incide e sta determinando un allentamento fortissimo dei freni inibitori che determina poi degli eventi gravi come quelli degli omicidi. Grazie davvero avvocato Fabio Crea. Nel caso di Biscaro parliamo di una storia familiare molto complessa, questo è emerso negli ultimi mesi proprio qui in tribunale a Treviso. La stessa sorella di Biscaro aveva parlato di un clima familiare molto teso, molto complicato. Biscaro, che aveva tentato più volte il suicidio, era seguito dal Dipartimento dell'ULS, ma appunto istinti suicidi, mai omicidi, perlomeno fino all'uccisione a coltellate di Elisa Campeol. L'avvocato di Biscaro, Rosa Parenti, si prepara di fatto all'appello, ci ha riferito le sentenze non si commentano, si appellano, quindi ha fatto intendere che andrà avanti e punterà con ogni probabilità proprio sul fattore mentale, sul fattore della psiche di Fabrizio Biscaro, che, va detto, in un primo momento nel corso dell'incidente probatorio era stato ritenuto incapace di intendere e di volere, addirittura incapace di assistere al processo. La super perizia invece commissionata nel corso del procedimento ha dimostrato il contrario, quindi non è una partita forse che si chiuderà con il primo grado di giudizio. Per il momento è davvero tutto. Direttore, con Simone Merlo dal Tribunale di Treviso ti restituisco la linea. Grazie molte a Christian Arboit, raccoglieremo poi anche reazioni, sappiamo di proteste da parte di coloro che ritenevano che meritasse subito in primo grado l'ergastolo, ma torneremo su questa drammatica vicenda. Adesso andiamo a Chioggia in diretta da Sharon Di Carlo, perché questa notte fiamme in una abitazione ed è morto un 66enne. A te Sharon. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori. Una tragedia questa notte a Chioggia, in particolare siamo nella località di Priola, dove un uomo di 67 anni, Gabriele Cappellato, è morto carbonizzato all'interno della sua abitazione che vedete qui alle mie spalle grazie alle immagini di Sandro Ponchio. La dinamica è ancora da ricostruire, però quel che è certo è che l'uomo alle 22:30, attorno alle 22:30, stava giocando a carte in un bar a Civè con i suoi amici e poi è tornato a casa attorno alle 22:45. Alle 11:10 i vicini di casa hanno allertato i pompieri per delle fiamme alte che si sono sprigionate appunto all'interno dell'abitazione e quindi i vicini hanno chiamato appunto i vigili del fuoco e non c'è stato nulla da fare. Il corpo di Gabriele Cappellato è stato ritrovato al primo piano dell'abitazione carbonizzato. Gli inquirenti e i vigili del fuoco stanno cercando di ricostruire la situazione. Quel che è certo è che tutto è accaduto nel giro di una mezz'ora, quindi sì, un lasso di tempo molto breve. La comunità ovviamente è sotto shock. Abbiamo provato a parlare con i vicini di casa, ci hanno raccontato che appunto Gabriele Cappellato era cuore della comunità, muratore, padre di 2 figli separato, suonava, cantava nelle feste di paese, quindi veramente un uomo molto presente all'interno della comunità. Direttore, per il momento è tutto, vi restituiamo la linea. Grazie molte a Sharon Di Carlo. Si è appena conclusa, abbiamo detto in apertura, la cerimonia per la consegna della laurea a Giulia
Cecchettin in memoria di Giulia Cecchettin, che era stata trucidata da Filippo Turetta. Vediamo un titolo, questo è il titolo del Corriere del Veneto. La sorella Elena: sono fiera di te, piccolo genietto, perché hanno parlato nell'aula magna dell'Università di Padova, oltre alla magnifica rettrice Daniela Mapelli, anche il padre Gino Cecchettin, il fratello di Giulia e la sorella Elena. Prima della cerimonia erano stati... Succedono queste cose. Gioia e dolore assieme, messi assieme. Perché dolore perché non c'è la ragazza che se la meritava tutta, e gioia allo stesso tempo perché proviamo noi a provarlo per lei, visto che è andata così. Sono stati mesi difficili, però il tempo sta passando senza Giulia. Com'è vivere senza Giulia? Ci manca, lo pensiamo sempre, ci manca. Lei era una ragazza, avrebbe preso un bel voto, ci ha detto la relatrice. Sì, è sempre stata molto brava. E oggi come avrebbe commentato tutto questo cerimonia? Prima la sua collega con molta gioia, come era nel suo essere, sprizzava di gioia. Era una ragazza, l'aspettava, ci teneva, l'aspettava. Giulia è diventata un simbolo con il suo sacrificio. Purtroppo sì, la sua morte è diventata un simbolo per molti, forse per te, è stata anche ragazza brava. Il ragazzo cosiddetto bravo, una cosa del genere ha toccato il cuore di tutti. Grazie, signora. Nonna Carla Rossi, che cosa le avrebbe regalato a Giulia oggi? Ma o cosa le avrebbe detto? Ma l'avrei abbracciata fortemente, poi regalato, non lo so. Una soddisfazione perché... Sì, ma magari un regalo tipo una sua poesia, un suo dipinto. Ma lei leggeva le mie cose, mi dicevano, sì. Beh, ma quella, cioè, l'ho scritta, però insomma, non lo so cosa avrei fatto con lei. Nella tristezza è una bella giornata, dispiace che non possa essere Giulia a poter tirare questo suo premio, quindi lo facciamo noi. La teniamo nel cuore e speriamo che questo possa servire anche ad altri per uscire dalle situazioni un po' brutte. La nonna e lo zio di Giulia Cecchettin poco prima della cerimonia per il conferimento della laurea. È stata una vicenda che ha veramente impressionato tutto il paese, con sfilate nelle strade, il fare rumore. Ricorderete le persone ai funerali di Giulia davanti alla basilica in cui si sono svolte le esequie, scuotere chiavi e quant'altro per testimoniare solidarietà alla famiglia, gigantografie come questa appesa nel comune di Saonara, tante manifestazioni, tante iniziative anche col codice rosso per contrastare la violenza alle donne, che comunque è continuata. Una storia che ha tenuto incollati davanti ai nostri teleschermi migliaia di persone perché c'è stato un pestaggio e poi c'è stato l'accoltellamento, l'uccisione di Giulia, e poi questo ragazzo Filippo Turetta con la Golf nera ha percorso le strade del Veneto, ha scaricato il cadavere, poi è riuscito a varcare la frontiera e alla fine è stato fermato in Germania, nei pressi di Lipsia, e riportato poi in Italia. E oggi si svolgeranno a Padova i funerali di Francesco Canella, l'imprenditore Francesco Canella, soprannominato il re dei supermercati. Si svolgeranno i funerali alle 15 nella chiesa di Santa Giustina. Tutti i supermercati del gruppo Ali, di cui era fondatore, chiuderanno per lutto alle 14.
Si svolgeranno oggi alle 15 nella Basilica di Santa Giustina i funerali di Francesco Canella, il fondatore del gruppo Ali, che oggi conta 117 punti vendita e 4.700 dipendenti. Una cerimonia per la quale sono attese migliaia di persone, mentre il gruppo ha annunciato che sarà proclamato il lutto in tutti i negozi, che ogni giorno servono 100.000 clienti. Infatti, tutti i supermercati chiuderanno oggi alle 14 in segno di lutto e dopo i funerali ci sarà la sepoltura in forma privata nella cappella di famiglia. Da ieri è rimasta aperta e ha chiuso questa mattina anche la Camera Ardente per l'ultimo saluto a Francesco Canella. Infine è stata attivata una raccolta fondi per Medici con l'Africa, QAM. Al funerale è atteso il presidente della regione, Luca Zaia, che ha parlato di un imprenditore illuminato che non ha mai dimenticato gli altri e il suo Veneto. Andiamo avanti con la cronaca. A Dolo ignoti hanno vandalizzato i due autovelox, anzi i due velobox posizionati nel 2021 su espressa richiesta dei residenti e dopo l'incidente mortale in cui perse la vita un 17enne del posto. Il sindaco Naletto ha detto: li ripareremo. A Dolo, atti vandalici da parte di ignoti contro i velobox che si trovano ad Arino, in via Cazzaghetto, e a San Brusone, in via Brentasecca. L'ira del sindaco Naletto. I danneggiamenti ai velobox di Dolo testimoniano come alcuni abbiano compiuto un gesto non solo contro le leggi, ma contro anche un senso civico, un comune rispetto delle regole del buon vivere. Non è la prima volta che due velobox vengono vandalizzati, posizionati a settembre 2021 dopo ripetute richieste dei cittadini per la sicurezza degli stessi, visti tanti e troppi gravi incidenti, di cui in particolare quello nell'agosto del 2015 in via Cazzaghetto, dove un ragazzo di 17 anni era stato investito con conseguenze mortali. Ecco perché li ripareremo nuovamente, conclude Naletto. E allora qual è la sfida più grande? È quella educativa, di continuare come amministratori a perseguire un sincero e onesto rispetto di tutti per la salute e l'incolumità del nostro prossimo. Vediamo, prima di andare su altri fatti di cronaca, vediamo altri titoli del Corriere del Veneto. Mia figlia uccisa sul Monte Morrone a 23 anni, la morte di Giulia ha riaperto la ferita. E poi Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia: chiedo scusa, ma il ticket d'ingresso previsto per la prossima primavera è necessario. La chef premiata da Alessandro Borghese, non trova personale, un solo tavolo e faccio tutto io. Infine decreto flussi, altri 4.000 posti per lavoratori stranieri, ma il click day non basta. Restiamo ancora sugli atti vandalici ai danni di sistemi di controllo della velocità. L'effetto Fleximan si fa sentire e monta la polemica. Fleximan, il vendicatore di autovelox, per chi un criminale, per chi un eroe, una figura che sta spaccando l'opinione pubblica, visioni opposte che però si incontrano al centro di un dibattito ormai antico, l'urgenza di ripensare un sistema, per qualcuno considerato un vicolo cieco tra multe e ricorsi. Noi ci troviamo indifesi. Da che punto di vista? Dal punto di vista che non possiamo fare ricorso, cioè che costa di più il ricorso che non pagare la multa. Il ricorso costa almeno il doppio ed è la vittoria di Pirro, perché se vinci il ricorso c'è la compensazione delle spese. Ad essere richiesta quindi una vera e propria revisione. Si chiede una revisione di tutto, poi riportare che lo Stato riporti che se uno deve fare ricorso come una volta, che si poteva fare ricorso senza spendere i 64 euro di bollo. Multa e ricorso, un binomio per molti cittadini all'ordine del giorno, soprattutto considerando che l'Italia conta il maggior numero di autovelox installati lungo le strade, 11.130 secondo le ultime stime. Sì alla sicurezza delle autovelox, ma maggior flessibilità
comunità, da parte dei sindaci del territorio. È questo che chiedono molti automobilisti, costretti a pagare multe anche solo per 1 chilometro orario oltre il limite consentito. Ho preso una multa per 1 chilometro all'ora in più, potevo fare ricorso perché ci sono gli estremi per poterlo fare, però mi costava sempre di più il ricorso che non la multa e allora ho lasciato perdere, però matematicamente è così. I sindaci si trovano su una botte di ferro perché sanno benissimo che una multa anche per mezzo chilometro uno la deve pagare, basta. No, loro si trovano in una botte di ferro, con le leggi che ci sono adesso loro sono tranquilli, possono fare le multe, basta superare di un niente il limite e la multa è garantita. E questo non va bene, bisogna usare un po' di buonsenso anche da parte dei sindaci. Tony Esposito e Francesca Pezzo in regia per questa edizione di Focus TG. Vediamo altri titoli e questi sono del Gazzettino. A Cortina per la pista da bob, Pizzarotti ingaggia 90 operai norvegesi. Pizzarotti è l'impresa che ha vinto l'appalto, lavoreranno 7 giorni su 7, la pista dovrà essere collaudata nell'inverno del 2025. E poi la truffa svuota il conto di una cliente e amica bancaria rinviata a giudizio, e di truffe di ogni genere stiamo parlando in questi giorni. C'è stata una tragedia questa mattina a Piacenza d'Adige, un'anziana è stata trovata morta in casa dopo una caduta. Sentiamo. Quando i pompieri hanno fatto irruzione in casa era già morta da ore, non c'era più nulla da fare per una 83enne di Piacenza d'Adige. L'anziana è morta a causa di una caduta. La tragedia è scoperta in mattinata dopo l'allarme lanciato da una cugina dell'83enne preoccupata perché la parente non rispondeva al telefono e al campanello. I carabinieri hanno chiesto così l'intervento ai vigili del fuoco, che sono entrati dopo aver forzato la porta d'ingresso. Una volta all'interno hanno trovato il corpo senza vita dell'anziana, deceduta già da ore per le conseguenze della brutta caduta. Andiamo a Monticello con Teotto, dove è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio con 36 dosi di eroina e una dose di cocaina un uomo. Queste dosi sono state sequestrate dalla polizia locale. Un uomo residente a Mogliano Veneto, ma di fatto dimorante nel territorio comunale di Monticello con Teotto, è stato arrestato dalla polizia locale del Consorzio Nord-Est Vicentino per spaccio continuato di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato visto uscire da un'abitazione che era attenzionata dagli agenti per uno strano via vai di persone segnalato dai residenti. Perquisito, è stato trovato in possesso di un sacchetto in celofan contenente 36 involucri di eroina e uno di cocaina per un peso complessivo di 25 grammi, il tutto occultato tra i vestiti. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, con l'ausilio del cane antidroga, è stata trovata ulteriore sostanza stupefacente. All'interno di una vecchia caldaia sono stati trovati 5 grammi di marijuana, 15 di chetamina, 7 di eroina e 2 di cocaina. Il GIP del Tribunale di Vicenza ha convalidato l'arresto, disponendone la custodia cautelare in carcere. Intanto continua la protesta dei trattori che hanno assediato ieri, ma continua questa manifestazione con i trattori. Il Parlamento europeo a Bruxelles, ci sono tanti veneti. Intanto vediamo il servizio e poi ci colleghiamo in diretta da Bassano del Grappa con Alex Giuliano. Servizio, grazie. Gli agricoltori di Coldiretti Padova sono a Bruxelles insieme ai colleghi veneti a quelli giunti dal resto d'Italia per la prima mobilitazione europea contro le decisioni dell'Unione che minaccerebbero l'agricoltura, secondo i manifestanti. L'occasione è quella del vertice straordinario sul bilancio dell'Unione Europea in corso in questi giorni. Contestato anche l'obbligo di lasciare i terreni incolti previsto dalla politica agricola comune e nel mirino di manifestanti molte altre decisioni. Decisioni anche riguardanti il nostro settore che vanno dalle emissioni zootecniche fino alla direttiva sui fitosanitari. Vogliamo che l'agricoltore e la sua figura e il suo ruolo venga rimesso al centro delle politiche agricole comunitarie, dando maggiore dignità e rispetto a questa figura importantissima del nostro settore, ma soprattutto che venga considerata la giusta redditività del proprio lavoro e dei prodotti che oggi otteniamo.
Numerosa anche la presenza di imprenditori giovani, anche sotto i 35 anni, preoccupati per il futuro. Oggi siamo qui a Bruxelles, nella delegazione dal Veneto, con tantissimi giovani, per dire no all'Europa per quello che sta facendo nei confronti della nostra agricoltura. È ora di finire di intralciare tutto il nostro lavoro. Basta, è ora di dare un giusto supporto e una giusta visione di quello che potrà essere l'agricoltura da qui ai prossimi anni. Al grido "non è l'Europa che vogliamo", il gruppo di imprenditori arrivati dal Veneto sono in Place du Luxembourg, di fronte al Parlamento europeo, insieme ai colleghi provenienti dalle altre regioni italiane, agli spagnoli di Asaja e ai portoghesi di Cap, ai belgi e a molti altri. A Bruxelles stanno manifestando anche molti agricoltori bassanesi. Andiamo a Bassano e Grappa da Alex Giuliano. A te la linea, Alex. Buongiorno direttore, un buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dici bene, a Bruxelles per dire no all'Europa, a queste scelte dell'Europa e per cercare di arrivare a un dialogo che non vada a penalizzare il comparto agricolo, dei coltivatori, degli allevatori, c'era anche Pietro Guderzo, che è il presidente provinciale di Coldiretti. Siete tornati da Bruxelles con quale risultato e soprattutto con quali aspettative? Ma il risultato principale è senz'altro la deroga al 4%, che per chi non conosce l'argomento era l'obbligo applicato a noi agricoltori di lasciare incolta parte dei nostri terreni, norma che riteniamo assurda e paradossale, in quanto in un contesto economico europeo e in maggior ragione in Italia, in cui non c'è un'autosufficienza di materie prime, andare a limitare la produzione diventa un qualcosa di altamente negativo, considerando poi il fatto che queste materie prime comunque andrebbero andate a reperire in paesi extraeuropei dove non ci sono norme che tutelino la salubrità degli alimenti e non c'è una rigidità come in Italia per quel che riguarda anche l'utilizzo degli antiparassitari. Ecco, problemi come questo, a problemi come questo si aggiungono anche altre questioni sul tavolo della discussione, fra cui ad esempio il caro carburanti, l'utilizzo di energie rinnovabili, l'aumento dei costi, l'aumento dell'IVA. Insomma, su questi temi qual è il vostro punto di vista? Che cosa chiedete all'Europa? Beh, innanzitutto chiediamo di mantenere questo tipo di sussidi, non siamo assolutamente contrari a una transizione ecologica, ma chiediamo che sia una transizione accompagnata e soprattutto che ci sia un'alternativa al gasolio agricolo, perché nel momento in cui noi utilizziamo i nostri trattori non possiamo fermarci a metà strada in mezzo a un campo a ricaricare. Quindi è un percorso da costruire, ma in questo percorso va accompagnato e attualmente levare questo tipo di agevolazioni metterebbe a rischio non soltanto la redditività delle nostre aziende, ma sarebbe anche un costo che andrebbe a incidere anche poi sulle tasche dei consumatori. Ecco, parlando proprio di futuro, parlando di difficoltà del comparto, ma anche dei consumatori in Veneto e in Italia, quello che stiamo vedendo adesso in Germania, in Belgio, potrebbe arrivare a breve, parliamo delle difficoltà, parliamo appunto delle proteste, potrebbe arrivare a breve anche qui da noi. Quali sono gli spauracchi da scongiurare? Che cosa bisogna fare per evitare di mandare in difficoltà il comparto? Beh, innanzitutto anche il fatto di essersi presentati a Bruxelles per protestare e proporre è anche una cosa nuova, ma una cosa interessante, perché il grosso delle decisioni che vengono prese in materia di politica agricola sono in Europa, e quindi era giusto andare in Europa, non solo come Italia, ma facendo fronte comune con altre organizzazioni sindacali di altri paesi europei. Questo è stato un segnale importante. Vediamo ad esempio anche la battaglia sul cibo sintetico, siamo stati i primi come Coldiretti a portarla avanti, scontrandoci con grosse multinazionali. A onor del vero il governo ci ha anche supportato in questa battaglia, e adesso anche altri paesi europei stanno perseguendo su questa strada. Direttore, con il presidente di Coldiretti Vicenza, Pietro Guderzo, e Andrea Benetti, da Bassano è tutto. Grazie molte ad Alex Giuliano. Chiedo alla regia come eravamo rimasti, cosa avevamo previsto adesso.
Ah sì, dovevamo dare, ne abbiamo parlato ieri sera a Focus, di agricoltori e di proteste, e tra gli altri ospiti c'era il professor Francesco Pontelli. Sentiamo cosa ha detto. Del ricarico dei prezzi ai quali gli agricoltori sono costretti a vendere, in quanto la grande distribuzione la fa da padrone. I grossi gruppi di acquisto ovviamente sono loro che decidono i prezzi e tendono sempre, anche l'esempio classico ce l'abbiamo con il latte, ad abbassare i costi i prezzi di acquisto, aumentando quelli che poi vengono proposti al consumatore finale. E questo è un aspetto che è ormai evidente da una ventina d'anni, da quando ormai la grande distribuzione si è sostituita completamente a quello che una volta poteva essere il dettaglio indipendente. In più adesso c'è questa deriva ideologica ambientalista che ha preso in pieno la Commissione europea, la quale per esempio l'anno prossimo bloccherà la produzione, la coltivazione in Puglia del grano e imporrà il fatto che ogni anno venga interrotta la coltivazione, anche per esempio nella pianura padana del grano, per diminuire le emissioni di CO2. Per cui io credo che da una parte, credo assolutamente che la protesta degli agricoltori sia assolutamente giustificata, perché non è cominciata oggi. Non dimentichiamoci che in Olanda si è cominciato a protestare mesi fa, quando erano gli allevatori che protestavano contro la deriva della Commissione europea, tanto è vero che alle successive elezioni politiche chi era al governo che appoggiava questa commissione ha preso una stangata di quelle memorabili. E adesso questo tipo di protesta si è ovviamente allargata agli agricoltori, in quanto non si riesce a capire quale possa essere, al di là delle giustificazioni, basta vedere anche le audizioni che vengono fatte al Senato degli Stati Uniti. Questo era il professor Pontelli ieri sera a Focus, abbiamo parlato ovviamente della rivolta di Bruxelles, e intanto andiamo avanti con la cronaca, con l'ennesima rissa tra giovanissimi vicino alla stazione di Castelfranco Veneto. Calci, pugni, sono stati soccorsi un ragazzo e una ragazza che è stata colta da un attacco di panico. Sentiamo Eddie Kaliman. Calci e pugni in pieno giorno, nell'orario d'uscita dalle scuole, vicino alla stazione delle Corriere di Castelfranco Veneto. Uno sguardo o una parola di troppo, una violenza sfociata per futili motivi tra due distinti gruppetti di ragazzi. In totale una decina i giovani coinvolti, per la maggior parte minorenni. Una lite iniziata da scambi accesi tra i due gruppi rivali, sfociata poi nella violenza fisica che non ha lasciato indifferenti i passanti che hanno allertato le forze dell'ordine su M118. Arrivati sul posto, i sanitari hanno soccorso un ragazzo che aveva ricevuto dei pugni al naso e una ragazza colta da attacco di panico. Scappati a piedi invece gli aggressori. Sul posto sono intervenute anche diverse pattuglie dei carabinieri che stanno tuttora lavorando per identificare attraverso le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona i responsabili della rissa e risalirne ai motivi. Probabilmente si tratta di alcuni ragazzi già noti che nei giorni scorsi si sono resi protagonisti di disordini. Quello all'autostazione è l'ennesimo caso di aggressioni in città, un fenomeno che non accenna ad arrestarsi. Questi episodi ci richiamano a tenere sempre alta l'attenzione sul mondo giovanile, commenta con preoccupazione il sindaco di Castelfranco Stefano Marcon, intervenendo con azioni di prevenzione pensate insieme alle scuole e alle forze dell'ordine. Montecchio Maggiore, lavoro in nero in un bar, è scattata la sospensione dell'attività commerciale e una multa di oltre 6.000 euro. Durante i controlli dei carabinieri di Montecchio Maggiore ad un bar è emersa nei confronti di una dipendente l'assenza di regolare contratto di impiego in violazione alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Inevitabile la sospensione dell'attività imprenditoriale, a cui si è aggiunta la sanzione amministrativa di 6.100 euro a carico del titolare. Sono stati sorpresi dai carabinieri mentre tentavano di rubare all'Interporto di Padova e sono stati arrestati. Furto all'Interporto, arrestati 2 uomini sorpresi a rubare. Si erano introdotti nella notte all'interno con oggetti da scasso e stavano per forzare un container con motori compressori di frigoriferi in attesa di essere smaltiti. Sono però stati sorpresi da un uomo che lavora all'interno della struttura,
che ha immediatamente allertato la sala operativa dei Carabinieri. Arrivati sul posto, i militari hanno sorpreso i due, entrambi cittadini del Marocco, rispettivamente di 23 e 26 anni, senza fissa dimora e già conosciuti alle forze dell'ordine. Stavano armeggiando, sono stati fermati, sottoposti a perquisizione e trovati in possesso di un piede di porco e di un tronchese. I due, portati in caserma, sono stati arrestati per tentato furto in concorso e porto abusivo d'armi, mentre gli oggetti rinvenuti durante la perquisizione sono stati sequestrati. Finalmente si vede uno spiraglio per la vicenda della Valsugana, che è bloccata ormai da giorni e con gravi disagi per il traffico. È arrivato ieri il viceministro delle infrastrutture Edoardo Rixi, c'è stato un sopralluogo dove è caduta la frana, e poi la notizia, cioè che dal 1° marzo la statale sarà riaperta, sia pure parzialmente al traffico. Stiamo trovando, ovviamente cercando di accelerare il più possibile i tempi. Ad oggi i tempi previsti sono una riapertura parziale entro un mese e poi la riapertura della ferrovia di fatto entro metà marzo e l'apertura diciamo definitiva di tutte e 4 le carreggiate in 3 mesi. Così il vice ministro alle infrastrutture e ai trasporti Edoardo Rixi oggi in Valsugana per fare il punto sulla situazione della strada statale 47 dopo la frana dello scorso 12 gennaio e la chiusura dell'importante asse viario. Prima il sopralluogo accompagnato anche dall'assessore regionale Elisa De Berti, dal presidente del Trentino Maurizio Fugatti, oltre che dal sindaco di Valbrenta Luca Ferrazzoli. Presenti anche i tecnici di ANAS e di RFI. Tutti questi interventi saranno legati alla situazione meteorologica, a eventuali rischi che ci sono di nuove frane e ovviamente bisognerà, per quanto riguarda la parte ferroviaria, aumentare anche e prolungare il tunnel in cemento armato e anche di fare un intervento abbastanza importante sul viadotto, perché le pile sono state interessate dal crollo dei massi. Anche se il vice ministro assicura che si sta lavorando per accorciare ulteriormente le tempistiche e garantisce ora maggiore attenzione nei confronti della vallata. Questo evento nella sua tragicità ha avuto 2 fortune, uno che non è stato coinvolto nessuno, quindi non abbiamo nessuna vittima, e l'altro elemento è che sicuramente ha acceso un faro su una valle che altrimenti probabilmente questo faro non l'avrebbe avuto ancora per altro tempo. In realtà del tema della Valsugana si parla da decenni. Gli eventi accaduti a gennaio non sono altro che la testimonianza della fragilità del territorio, oltre a far emergere nuovamente la necessità dell'ammodernamento della statale 47. Quello che abbiamo detto noi tutti presenti, e la cosa è condivisa da noi, dagli amici trentini, insomma, che dalla Valbrenta parte un grido di dolore che parte da lontano, come si è detto da tanti anni, però che non può più rimanere inascoltato, perché questi territori hanno necessità di avere risposte sulla ferrovia, sulla statale e anche sul ciclopista. Abbiamo sottolineato al Vice Ministro anche la necessità di un potenziamento di questo corridoio, soprattutto ragionando sul bypass del nodo di Carpanè. Adesso insomma andiamo avanti. La vicepresidente Elisa De Berti, ieri c'era anche il presidente arrivato dal Trentino Maurizio Fugatti, sentiamo cosa ha detto. Giovedì maxi vertice a Valbrenta alla presenza del vice ministro alle infrastrutture Edoardo Rixi, la vicepresidente della regione Veneto Elisa De Berti e il presidente della regione autonoma del Trentino Alto Adige Maurizio Fugatti. Sul piatto la riattivazione dell'SS 47 Valsugana dopo la frana che è piombata sulla strada e sulla linea ferroviaria. Entro un mese la riapertura parziale, entro metà marzo la ferrovia, entro 3 mesi abbondanti la riapertura completa delle 4 corsie. Ma la questione in realtà è inevitabilmente virata sulla tanto discussa Valdastico Nord, a cavallo, come la Valsugana, delle 2 regioni Veneto e Trentino. Sappiamo che questa è una valle delicata, che soprattutto sul tema della connettività tra Veneto e Trentino è uno dei grandi temi irrisolti in quest'area geografica. Proprio sulla Valdastico abbiamo chiesto direttamente alla vicepresidente del Veneto De Berti a che punto sia la situazione.
La Val d'Astico era un corridoio alternativo alla Valsugana di collegamento con il Trentino. La Val d'Astico nella parte veneta abbiamo definito il progetto definitivo con la Brescia-Padova, l'abbiamo condiviso con il territorio, poi c'era tutto lo sviluppo del progetto nella parte trentina. Purtroppo i giudici hanno stabilito che finché il progetto non sarà unico e definitivo su tutte e due le parti di territorio non si può andare avanti. Il Trentino ha qualche difficoltà, perché ce lo dobbiamo dire, la Val d'Astico in Trentino non la vogliano, che l'attacchi da una parte o che l'attacchi dall'altra, comunque ci sono delle forti contestazioni. Noi dobbiamo capire se il corridoio della Val d'Astico è ancora realizzabile, andiamo avanti con la Val d'Astico. Se non è più realizzabile, allora ci concentreremo sul corridoio della Valsugana e diciamo che sicuramente il miglioramento del corridoio della Valsugana, per quanto ci riguarda, è nella parte veneta, non dobbiamo chiedere niente a nessuno e quindi comunque questo potenziamento va fatto. Ecco, il Veneto è d'accordo, dichiara De Berti, puntando il dito contro il vicino trentino accusato d'essere contrario. Ma forse non ha parlato con il suo collega Fugatti, perché sentite un po', a distanza di qualche minuto, cosa ha dichiarato il presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige. Questa giunta provinciale che io guido ormai da 5 anni abbiamo dato invece parere favorevole. Abbiamo dato un'ipotesi di uscita dell'autostrada a Rovereto Sud. Va detto che nonostante il parere della giunta provinciale favorevole, i territori non sono diciamo del tutto favorevoli, uso un eufemismo, però noi siamo convinti di poter andare avanti e quindi se c'è la volontà da parte veneta, da parte del Ministero, da parte della concessionaria, noi siamo sempre pronti a ragionare su questa arteria che è in primis importante per la Valsugana. Ricapitolando, Val d'Astico Nord, dal Veneto sì, dal Trentino sì, quindi non basta che partire, a meno che proprio dalla nostra regione non ci sia chi tira indietro sulla questione. Ma dalla nostra regione, diciamo che la famosa Pirubì, no? Così si chiama la Val d'Astico Nord, da piccoli rumor bisaglia che la vollero, ma finì proprio a Piovene Rocchette, perché più avanti il Trentino non voleva che si andasse. Il Trentino teme che poi diciamo, arrivino dal Veneto artigiani, insomma, che quindi che temono l'invasione dei veneti, quindi si continua a dire sì, siamo tutti d'accordo, però si arriva a Piovene Rocchette e poi si va per mulattiere, diciamo così. Allora vediamo invece, e poi andiamo in pubblicità, inizieranno i lavori di messa in sicurezza della strada provinciale 23 nel comune di Grisignano di Zocco, nel centro abitato della frazione di Poiana di Granfion. Siamo sulla strada provinciale SP23 e proprio qui andremo a realizzare nel prossimo periodo dei lavori di messa in sicurezza. Traffico intenso, continuo, traffico pericoloso per la frazione di Poiana di Granfion, il centro abitato che sorge nella campagna attorno a Grisignano di Zocco. La strada provinciale 23 in questa zona conta il passaggio di più di 5.200 veicoli al giorno, tra auto, moto e camion, che si muovono tra Campodoro e il comune di Grisignano. Ed è qui, all'altezza del centro abitato di Poiana di Granfion, che sono previsti 3 interventi di messa in sicurezza della strada. Qui ci troviamo precisamente nell'attraversamento della Treviso Stiglia, la pista ciclabile che attraversa la SP23 e precisamente dove c'è la chiesa della frazione di Poiana di Granfion. Ci sarà l'intervento, vorrei dire, principale con la realizzazione di uno spartitraffico centrale che garantirà comunque il flusso veicolare, ma costringendolo ad avere una velocità limitata e quindi dei 50 km/h. Uno spartitraffico centrale rispetto alla carreggiata, previsto proprio nel tratto di strada provinciale davanti alla chiesa di Poiana e che i progettisti hanno immaginato così, come si vede in questa foto costruita al computer. L'altro punto in cui è previsto un intervento di sicurezza è qualche centinaio di metri più in là, sulla grande curva che porta fuori dal centro abitato. E vedete, c'è una curva pericolosa, sono successi degli incidenti, qualche uscita di veicoli. Andremo a posizionare un guardrail. Infine l'ultimo intervento all'altezza di questo passaggio pedonale.
In questo tratto sarà realizzato il terzo intervento con una piattaforma stradale, cioè un dosso lungo circa una trentina di metri che rallenterà quindi il traffico. Questi interventi nascono dal monitoraggio del traffico. Una volta deciso come procedere, il progetto è stato condiviso in un'assemblea pubblica con i cittadini della frazione di Poiana di Granfion, con tempi e costi già individuati e con un contributo della provincia e i fondi del comune di Grisignano di Zocco. Appalto con lavori in primavera circa, lavori di 200.000 euro, di cui 140.000 euro di contributo e 60.000 euro di fondi propri. Tutto ciò per mettere in sicurezza questo tratto di strada. Sicurezza per tutti. È stata conferita la laurea in memoria di Giulia Cecchettin. Questa mattina abbiamo seguito in diretta su Antenna 3 tutta la cerimonia. Vediamo il momento in cui la magnifica rettrice Mappelli annuncia il conferimento e l'applauso di quanti affollavano l'Aula Magna. Sentiamo. Visto l'articolo 26 del regolamento delle carriere degli studenti dell'Università di Padova sul conferimento dei titoli di laurea in memoria, emanato con decreto elettorale 2125 del 25 giugno del 2020, vista la deliberazione del Senato accademico dell'Università di Padova del 12 dicembre 2023, adottata su proposta del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, conferiamo a Giulia Cecchettin, nata a Padova il 5 maggio del 2001, la laurea in ingegneria biomedica e con questo rilasciamo il diploma. Congratulazioni. Insomma, lunghi applausi, tante lacrime, una cerimonia toccante dove ha parlato il padre, Gino Cecchettin, la sorella Elena, il fratello non ha parlato ma era presente, poi c'era il ministro per la ricerca dell'università Bernini, il presidente Zaia ha mandato un messaggio, insomma una cerimonia davvero commovente. Andiamo ancora alla cronaca e a quelli che vengono definiti eroi, no? Quando qualcuno è in pericolo, in questo caso un 93enne che era caduto nel Sile in Riviera Margherita e c'era stato l'allarme di una ragazza che l'aveva visto cadere e 3 giovani agenti che si sono subito lanciati. Vediamo. L'adrenalina del momento porta anche in secondo piano se l'acqua era fredda o meno. Riviera Santa Margherita, alle 7:40 del mattino, il termometro sotto zero. Un anziano è caduto in acqua e 3 giovani agenti della polizia locale, 27, 29 e 31 anni, non hanno esitato a gettarsi nel Sile per soccorrerlo. Il salvataggio davanti agli occhi di passanti ed esercenti. Però era proprio lì davanti al cancello dell'università sulle scale in cemento che ci sono, quindi lì sono riusciti i vigili a tenerlo e quindi in 2 poi si sono avvicinati altri e sono riusciti a tirarlo su. Nicola Zanin, Federico Bean, Nicola Scolletti, i nomi dei 3 vigili intervenuti, gli ultimi 2 in servizio solamente da dicembre. Eravamo impegnati in un servizio di pattugliamento del territorio quando lungo Ponte dell'Università una ragazza di giovane età ha richiamato la nostra attenzione sbracciandosi perché c'era un signore con il capo completamente dentro l'acqua che veniva trascinato dalla corrente del Sile. Bean ha attraversato di corsa il ponte, si è tolto gli abiti più pesanti e si è buttato. Mi sono tuffato per cercare di intercettarlo perché avevo una sola scalinata e una volta superata quella scalinata sarebbe stato più difficile appigliarmi e portarlo a riva. Con l'aiuto dei colleghi la persona è stata tratta in salvo ma era priva di sensi. Era in arresto cardiaco, abbiamo formato come una fune umana e ho iniziato subito a rianimarla. L'anziano è stato a quel punto preso in carico dal 118. Comunque adesso è viva, è stata stabilizzata in ospedale e quindi merito questi 3 eroi che li ho definiti questa mattina perché quando sono arrivato li ho subito salutati dopo che si sono cambiati perché sono rientrati ovviamente inzuppati d'acqua. Un orgoglio per il comando della polizia locale e per l'intera città, sottolinea il sindaco Mario Conte, che ha avuto parole di elogio anche per la ragazza che ha segnalato il corpo in acqua e ha voluto subito incontrare gli agenti a Cassugana. Sarà mia cura scrivere anche una lettera di merito e segnalare a tutte le autorità competenti questo salvataggio vero e proprio perché
con queste temperature questa mattina non era né semplice né banale compiere quello che hanno fatto, però hanno messo davanti la comunità. Complimenti al comandante della Polizia Locale Andrea Gallo e ai suoi uomini, perché sono alle prese con Fleximan anche loro, con Parkman. Adesso c'è lo scemo che ha distrutto tutti i parchimetri di Piazza Duomo e nel centro di Treviso, con gravi disagi per gli automobilisti che non sanno come pagare la sosta. Vabbè. Siamo alle solite pubblicità e poi torniamo qui in studio e con voi. Vittorio Sgarbi su tutte le furie per essere stato cacciato a Possagno dalla Fondazione Canova. Sentiamo cosa ha detto. Non metterò più piede a Possagno e non parlerò mai più con il sindaco. Il mio rapporto con Canova finisce qua. Dopo la decisione del comune di Possagno di destituire Vittorio Sgarbi dalla carica di presidente della Fondazione Canova, il sottosegretario alla cultura risponde annunciando le sue dimissioni con effetto immediato e irrevocabili da presidente del Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario della morte dello scultore. Incomprensibili per Sgarbi le motivazioni del sindaco Valerio Favero, soprattutto se legate agli insulti al giornalista di Report che tanto stanno facendo discutere. Erano insulti tra l'altro rubati, perché non era un'intervista, era una telecamera che rubava quello che io dicevo a due cretini, per cui se uno vabbè, ma d'altra parte siamo abituati, sono persone piuttosto rozze. Mi pare che soprattutto loro hanno un problema fondamentale, che una fondazione autonoma e significativa come la Fondazione Canova è del tutto subalterna sul piano operativo alla sovrintendenza, per cui loro non potranno comunque rinunciare a me, ma se io avrei potuto in qualche modo essere utile non sarò più utile. L'amministrazione è dunque avvisata da sottosegretario: le occasioni per dire la sua su Canova non mancheranno, fa capire Sgarbi. Il sindaco ai nostri microfoni si è limitato a spiegare che già a ottobre, con la conclusione delle celebrazioni per Canova, si era aperta una nuova stagione. Da lì sono iniziate le nostre valutazioni per la nomina dei nuovi componenti dell'organo di amministrazione di Fondazione Canova, che ufficializzeremo nei prossimi giorni. Voglio comunque ringraziare l'intero CDA uscente per il lavoro svolto e per i grandi risultati ottenuti. Il grazie a tutti del sindaco non basta, la Fondazione per il critico d'arte si avvia a un futuro nell'ombra. Eliminando un presidente che è sottosegretario e che comunque ha un rapporto diretto con le attività operative, tu ti trovi con un qualunque manager, come vuoi chiamarlo, che dovrà superare molte difficoltà. Se poi uno non lo capisce, va bene, facciano quello che vogliono. Io a Possagno non ci metto più piede. Chiudendo così anche un capitolo umano, non solo professionale, si intuisce dalle parole di Sgarbi. No, sono amareggiato, sono come dire, ancora una volta convinto della mancanza di rispetto e di riconoscenza da parte di quelli per cui ha fatto tutto, ripeto, gratis. Il vicepresidente era pagato come sindaco, io ho fatto il presidente 5 anni gratis. Prima si ringrazia, poi si nomina un nuovo presidente. Poteva mai Alex Giuliano evitare di andare a fare un controllo sul Ponte Vecchio? Vediamo cosa ci dice. Questa è la settimana alpina a Bassano, perché fino a domenica, proprio qui in città, ci saranno tantissime giovani penne nere in uniforme, proprio come quando era attiva e pulsante la storica caserma Montegrappa, con i soldati del centro addestramento alpino dell'esercito italiano di Aosta. Momento clou sarà la cerimonia di consegna del cappello delle penne nere a 180 nuovi soldati in ferma volontario iniziale, che si terrà sul Ponte Vecchio, monumento nazionale, sabato pomeriggio. Ecco, parliamo del ponte, un orgoglio di cui andare fieri, a testa alta, e infatti, tenendo la testa alta, lo spettacolo è davvero suggestivo. Peccato che poi, guardando in basso, l'immagine del monumento nazionale si sgretoli un po' come la sua vernice. Osservate in che stato versa la balaustra in legno. Vernice scrostata, crepe e rattoppi già rovinati,
di colore diverso per giunta. E allora abbiamo chiesto al vice sindaco Andrea Zonta quando e come l'amministrazione comunale intenderà intervenire. Verranno fatti dei test con delle vernici diverse per dare maggior resistenza alla questione legata alla durabilità nel tempo degli interventi, e poi verrà fatto un intervento tra primavera e l'estate in modo tale da sanare quello che nel frattempo si è in qualche modo sgretolato o sbriciolato. E speriamo che con un accordo anche in questo caso con la soprintendenza, perché sempre monumento e monumento nazionale si tratta, di trovare una soluzione. E intanto, sempre per non rovinare il ricordo di una Bassano città degli alpini, il consiglio è di guardare in alto, giusto per evitare i graffiti di Palazzo Bonaguro e le scrostature del ponte, tanto ci sono le bandiere tricolori e c'è il Grappa. Il resto, ahimè, deve aspettare. E restiamo nel Bassanese perché i lupi stanno arrivando a ridosso dei centri abitati. Adesso vi mostriamo delle immagini nella strada, uno dei primi tornanti della strada Cadorna che porta al Grappa. La stagione invernale volge al termine, ma il lupo torna a farsi vivo a bassa quota. Nei giorni scorsi un esemplare è stato fotografato e filmato all'altezza del terzo e del quarto tornante della strada Cadorna, sul massiccio del Grappa. L'area è a poca distanza da Romano de Zelino e l'animale non sembra affatto spaventato dalle attenzioni che gli vengono rivolte. Come è comprensibile, il video ha fatto il giro del web, suscitando reazioni opposte sui social che trattano di faccende bassanesi e del territorio. C'è chi invidia l'autore delle foto e chi invece vorrebbe vedere i lupi eliminati dalle montagne del Veneto. Ne sanno qualcosa sull'altopiano dei 7 comuni, dove le predazioni da parte dei selvatici hanno interessato anche animali domestici e in particolar modo i cani durante il periodo invernale. Nella zona del Grappa, invece, i branchi sono scesi fino a valle per inseguire i selvatici e c'è chi si è trovato la carcassa di un cervo o di un muflone letteralmente sotto le finestre di casa. Dal territorio arriva un nuovo grido d'allarme che però non sembra interessare proprio a nessuno. E una grande notizia per i vicentini, ma anche per i turisti: il giardino di Santa Corona si può da ieri visitare. Un giardino dell'Eden per la storia, per la cultura, per il centro storico di Vicenza. Cancelli aperti, spalancati. La chiesa di Santa Corona, che si affaccia su Corso Palladio, da oggi offre ai vicentini, ai turisti, il suo volto più verde. Il giardino si potrà visitare durante gli orari di apertura della chiesa, che è un vero e proprio monumento, grazie alla concessione del piccolo parco di proprietà della diocesi al comune di Vicenza, incomodato d'uso gratuito per 2 anni. Da oggi il parco di Santa Corona, il parco intorno al Tempio, diventa un parco pubblico accessibile a tutti i cittadini dalle 9 alle 17 durante l'ora di apertura del Tempio. Sarà possibile entrare sia da Corso Palladio sia da Contra Santa Corona. È uno degli obiettivi che ci siamo dati: riaprire gli spazi chiusi, inaccessibili della città, e con oggi facciamo un passo avanti importante perché restituiamo al centro storico un'area verde che sarà fruibile da chi abita in centro storico, ma anche da tutti coloro che vogliono passare qualche ora in mezzo al verde nel centro della nostra città. Andiamo a Padova, 186 posti in 3 anni. Prende il via infatti il piano di assunzioni del Comune di Padova. Nel 2024 saranno aperte 119 posizioni. No, non è questo. Questo è il servizio della Città della Speranza che vedremo tra poco. È il servizio Padova assunzioni dipendenti comunali. Grazie a Toni Esposito e Francesca Pezzo. Ma non so se l'avete trovato, vediamo se c'è. Ce l'abbiamo? Vediamo. 186 nuove assunzioni in 3 anni, 119 solo nel 2024. Con il via libera della Giunta prende avvio il piano del Comune di Padova. Diversi i profili ricercati. I prossimi concorsi riguarderanno 5 posti da funzionario tecnico, 9 da istruttore tecnico, 2 posti di istruttore informativo, 2 di funzionario informatico.
E poi 18 i posti per istruttori amministrativi contabili, un posto da restauratore, 2 di collaboratore museale, 2 da dirigente tecnico. Non solo però, altri concorsi usciranno nel corso dell'anno e verso fine 2024 quelli per insegnante di scuola dell'infanzia ed educatore asilo nido. Mi piace segnalare però il concorso in questo momento a bando con scadenza 19 febbraio per 10 posti per istruttori amministrativi e contabili destinato alle categorie fragili di cui è la legge 66 del 99. Il Comune di Padova offre a queste persone un corso di formazione gratuito per la partecipazione ai test appunto previsti dal concorso, e direi che è la prova di come il Comune sta effettivamente mettendo in campo azioni concrete per l'inclusione anche delle categorie più fragili nel mondo del lavoro. Una selezione semplice con quiz a risposta multipla per offrire un'opportunità ai giovani di sperimentare un'occupazione presso la pubblica amministrazione. Inoltre a breve uscirà anche un concorso a tempo determinato per cuochi. Torniamo al caso del farmaco per i malati di distrofia muscolare di Duchenne, per il quale l'EMA ha dato un parere negativo. Ora le famiglie scrivono all'Agenzia Europea del Farmaco. Sentiamo Francesca Bozza. Chiediamo di tenere conto dei risultati secondari e non di quelli primari dello studio, proprio perché comunque qualcosa c'è e questo per noi è fondamentale. L'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare ha inviato a EMA una lettera per chiedere che riveda la propria decisione sul ritiro dal mercato di Translarna, farmaco assunto dai pazienti affetti da distrofia di Duchenne con mutazione nonsense. Abbiamo voluto portare avanti la voce delle famiglie, spiega il suo presidente Rasconi, che sottolinea come la stessa comunità clinica italiana si sia schierata al fianco delle famiglie, inviando a sua volta una comunicazione a EMA perché tenga conto dei risultati nel lungo periodo. Con l'appoggio anche del lato clinico sappiamo che il farmaco in alcuni soggetti ha dato degli ottimi risultati prolungando la fase di cammino, eccetera, e quindi vogliamo capire dov'è il problema, dove si è inceppato qualcosa, per capire se poi possiamo intervenire e continuare. Per le famiglie è una lotta contro il tempo per capire che fine faranno le scorte di Translarna, ora ferme nei magazzini. Ancora una 60ina di giorni infatti prima che il medicinale venga definitivamente ritirato. Stiamo appunto aspettando per sapere se quantomeno riusciremo a tamponare per altri mesi. Guadagnare tempo in attesa che la ricerca vada avanti e che EMA dia il proprio parere sul nuovo farmaco Givinostat che i medici puntavano ad usare in combinazione con Translarna. Parliamo della deambulazione, se con Translarna si stima lui possa arrivare fino ai 18 anni, se aggiungiamo anche Givinostat, il nostro figlio potrebbe camminare anche oltre i 18 anni. Anche la Regione Veneto si è mobilitata in queste settimane, inoltrando ad AIFA la lettera ricevuta dalle famiglie. Ha stretto giro la risposta dell'Agenzia Italiana del Farmaco, che ha spiegato di monitorare la situazione e una volta che sarà arrivato il documento definitivo si valuteranno le possibili soluzioni. L'auspicio dei genitori è che si possa decidere di continuare con la distribuzione del farmaco almeno per i soli pazienti attualmente in trattamento e che hanno registrato benefici. I nostri ragazzi potrebbero avere più autonomia per più tempo, e qual è il genitore insomma che non vorrebbe vedere il proprio figlio arrivare alla cura camminando? La vicenda di Translarna e di queste famiglie riporta l'attenzione sulle cure per i pazienti affetti da malattie rare. La società civile deve essere consapevole che la ricerca è una risposta per tutti, deve essere consapevole che certi tipi di risposte devono essere date a prescindere dal costo o dalla difficoltà di produrre, perché sono appunto qualcosa che migliora la qualità della vita della persona. Nuovo presidente per la Fondazione Città della Speranza, che è una grande realtà del Veneto. Nel 2024 il progetto di una seconda torre della ricerca, ma servono 30 milioni di euro. Passaggio di consegna alla guida della Fondazione Città della Speranza. Dal 2005 al timone, con vari ruoli, Andrea Camporese lascia la presidenza a Giovanni Paolino, da quasi un decennio già consigliere, e quindi la parola d'ordine è continuità.
una ricerca anche la più banale non dura meno di 3 anni e quindi bisogna dare continuità alla ricerca. Considerate che non è solamente un problema di guarigione dalla malattia, ma anche di impatto della cura sui bambini. Stiamo parlando di bambini e quindi ancora oggi alcune delle cure, quasi tutte le cure sono molto impattanti anche sul fisico del bambino, quindi anche lì la ricerca sta andando di corsa, ma insomma abbiamo bisogno di risorse. Il mondo della beneficenza in queste settimane è stato scosso dal caso Ferragni, con i potenziali donatori che sono diventati spesso diffidenti. La mia opinione personale è che nel caso Ferragni di beneficenza ce n'è proprio poca, è una cattiva gestione commerciale da parte di manager d'azienda che hanno sbagliato completamente un piano di marketing. Quindi per quel che ci riguarda tutto è tracciato, a noi piace dire che il 97% di quello che viene raccolto viene reinvestito tutto nella ricerca, alcuno in maniera strumentale, altro proprio per la ricerca direttamente. Tra i progetti futuri spicca quello della seconda torre. Il 2024 sarà l'anno del trentennale della fondazione e potrebbe essere anche l'anno della seconda torre, una nuova torre della ricerca da affiancare a quella già esistente, dove gli spazi sono diventati stretti. Il terreno è già stato acquistato, ora è caccia ai fondi, servono circa 30 milioni di euro. Speriamo, cioè negli obiettivi, cioè molto denaro, tanto coraggio, il coraggio c'è, il denaro lo dobbiamo trovare, quindi sì, l'idea è questa. C'è via libera delle commissioni parlamentari di Camera e Senato per la nomina di Roberto Rossetto a Presidente dell'Autorità della Laguna di Venezia. Ora si attende il decreto della Premier Giorgia Meloni. L'iter è stato sicuramente più lungo del previsto e non senza complicazioni. C'è però una svolta positiva nel percorso che porterà alla prossima nomina, data ormai per imminente, di Roberto Rossetto a nuovo presidente dell'Autorità della Laguna a Venezia. Dopo l'audizione parlamentare del presidente designato è arrivata, dopo una lunga gestazione non senza ostacoli, il via libera delle commissioni parlamentari di Camera e Senato di Trasporti e Infrastrutture, che hanno dato parere favorevole alla nomina. Per il sì si è spesso compatto tutto il centrodestra, astenuto invece il PD, contrari il Movimento 5 Stelle e i Verdi. Come spiega il vice sindaco Andrea Tomaello, che ha delega anche per seguire le vicende portuali in città, il comune è pronto a collaborare e sostenere Rossetto in questo nuovo incarico. Una buona notizia, l'esito positivo del passaggio in Parlamento nelle commissioni competenti per la nomina dell'Autorità della Laguna dell'ingegnere Rossetto quale Presidente. Ora attendiamo solo il decreto del Presidente del Consiglio Meloni che insomma dia piena funzione e piena attuazione a questa autorità e quindi anche il Presidente Rossetto possa veramente iniziare ad operare. Il Comune di Venezia è pronto a sostenerlo, è pronto ad aiutare, è pronto a collaborare nell'interesse della Laguna, nell'interesse del territorio, nell'interesse di tutte le persone che vivono e lavorano in questa città. Il decreto della Premier Meloni dovrà poi essere registrato alla Corte dei Conti per essere effettivo. Allora vediamo adesso la stagione estiva di Grado, perché qui ormai ci si prepara all'estate. Oggi c'è stata la presentazione dei servizi, in gran parte riconfermati, e il punto sui lavori al polo termale. Abbiamo sfondato quello che era il nostro obiettivo, le 10 milioni di presenze. Grado ha svolto un ruolo molto importante, è una località turistica molto importante della nostra regione e ha chiuso il 23 con un più 9,4% di presenze, quindi un numero significativo. Con 1.427.000 presenze nel 2023, Grado si conferma fiore all'occhiello del turismo regionale, come ha rimarcato l'assessore Sergio Emidio Bini in occasione della presentazione da parte della Grado Impianti Turistici dei servizi e delle attività in programma in vista della prossima stagione estiva. Alla presenza tra gli altri del presidente di GIT Grado Roberto Marin e del commissario del comune Augusto Viola, il rappresentante dell'esecutivo ha posto in evidenza i numeri positivi registrati dall'Isola del Sole. Limitatamente al periodo estivo, Grado ha fatto registrare un aumento delle presenze del 6,1% rispetto allo stesso periodo del 2021, ma la performance è stata ottima durante tutto l'anno e per certi versi ancora migliore nei periodi extra estivi, tanto da raggiungere un complessivo più 9,4%.
4%. È un numero che dimostra quanto le nostre località, soprattutto le località balneari, hanno incominciato a destagionalizzare il proprio prodotto. Quindi dei dati significativi, dei programmi di sviluppo che oggi sono stati presentati dalla GIT importanti. Nel corso dell'incontro è stato anche fatto il punto sullo stato d'avanzamento dei lavori che coinvolgono le terme di Grado. La Regione Friuli-Venezia Giulia ha destinato delle risorse importanti per quanto riguarda questa comunità. Si parte dai 29 milioni per le terme, abbiamo completato il primo lotto, inizieremo il secondo lotto a breve e poi ci sono tutte queste opere infrastrutturali di retrospiaggia che andranno ad abbellire la stessa e a garantire sempre maggiori servizi. Breve stacco e torniamo subito. Il Carnevale di Venezia nel segno di Marco Polo e oggi a Trieste è stata presentata la 30ª edizione del Carnevale triestino. Il Carnevale di Trieste è ai nastri di partenza, una settimana di divertimento dedicata soprattutto a scuole e ricreatori. Si parte domenica 4 febbraio a mezzogiorno in Piazza Unità con la consegna delle chiavi da parte del sindaco al re e alla regina del Carnevale con l'accompagnamento della banda Refolo. Poi la novità di quest'anno, la sfilata delle scuole che per la prima volta si svolgerà a San Giacomo giovedì alle 10 del mattino. Analoghi appuntamenti nella stessa giornata alle 10:30 sia a San Giovanni che a Servola. E ancora a Servola, sempre giovedì alle 15:30, il tradizionale Corso delle Serve. Venerdì alle 10 appuntamento con scuole e bande in Barriera Vecchia e a Borgo San Sergio. Alle 15 la sfilata rionale a Valmaura, alle 17 a Servola per il corso mascherato dei ricreatori comunali. Noi principalmente puntiamo sulla partecipazione e per noi è una grande soddisfazione vedere che in questi anni tante scuole stanno sfilando, tanti rioni stanno sfilando e anche i ricreatori stanno sfilando. Per cui questo carnevale è dedicato esclusivamente ai bambini, tant'è che quando facciamo la sfilata finale del martedì grasso, assieme alle maschere sfilano tantissimi ragazzi, tantissimi bambini. Da segnalare poi sabato 10 febbraio l'animazione per bambini in Piazza Unità dalle 14 con l'allestimento nel pomeriggio del girotondo di maschere più grande della regione. Sempre sabato alle 15 la sfilata rionale a Roiano. Domenica in Piazza Unità alle 10 animazioni in piazza con Giampaolo Bevitori e nel pomeriggio alle 15:30 il corso mascherato di Servola. Infine martedì 13 febbraio il grande appuntamento con il 30° corso mascherato che attraverserà Piazza Oberdan, le vie Carducci, Reti, Imbriani, Corso Italia per approdare in Piazza della Borsa. In gara nel palio dei rioni Servola, Roiano, Barriera Vecchia, San Giovanni, Valmaura, San Giacomo, Cittavecchia, San Giusto e Borgo San Sergio. Bisogna coltivare, perché questa è una tradizione, la coltiviamo sia sostenendo il nostro carnevale qui, sia quello carsico, per cui abbiamo fatto 2 delibere di sostegno economico, che è tutto in vista anche del 18 maggio che faremo questo carnevale internazionale. Io voglio portare carnevale internazionale perché evidentemente abbiamo tutti i presupposti per fare qualcosa di straordinario con l'apporto di Muggia e quant'altro, però già il nostro è un bel carnevale, quindi io sono felice e contento. Servizio di Marco Stabile, grazie ai registi Tony Esposito e Francesca Pezzo. Ci rivediamo stasera alle 21:15 con Focus e buona giornata.